saluto, allora cominciamo questo nostro momento di incontro. Un caro saluto a tutti voi che siete qui questa sera presso l'Aula Magna del Seminario di Vittorio Veneto e un caro saluto anche alle persone che ci stanno seguendo da casa. Benvenuti a questa anteprima della 20ª settimana sociale. Il titolo lo conoscete già, Avviare processi più che possedere spazi. Questa è un'anteprima, quindi ci introduce in quella che sarà poi la settimana sociale vera e propria che inizierà il 13 febbraio. Saluto innanzitutto il nostro ospite che abbiamo qui tra noi questa sera, Monsignor Paolo Bizzetti, vicario apostolico dell'Anatolia e presidente di Caritas Turchia, se non vado errato. E siamo contenti davvero di averlo qui tra noi questa sera per parlare di un tema che sentiamo molto significativo per le implicazioni che ha anche nel continente europeo, vale a dire il tema delle migrazioni, ma senz'altro ci parlerà questa sera del dramma, della tragedia che la Turchia sta attraversando, proprio il territorio di cui è vicario apostolico è segnato in modo importante dal terremoto appunto di cui abbiamo saputo in queste ore, e già da parte mia e anche di tutti noi esprimiamo la vicinanza per questo momento di sofferenza per il popolo turco, ma anche per le persone che conosce, per i cristiani che ci sono nel suo territorio, anche se una piccola comunità. Prima di lasciarle la parola, e comunque anche già grazie per essere qui tra noi questa sera, inviterei il nostro vescovo, Monsignor Corrado Pizziolo, a intervenire per un breve saluto e ecco, una parola per quanti appunto ci stanno seguendo sia da casa e anche in questa sede, qui in seminario a Vittorio Veneto. Monsignor Corrado Pizziolo, vescovo della diocesi di Vittorio Veneto. Vi saluto tutti, saluto per primo Monsignor Paolo e esprimo, come già fatto Don Alessio, la nostra sofferta solidarietà, perché siamo stati veramente colpiti da questo evento imprevisto e grave. Quindi siamo vicini a lei, esprimiamo la nostra solidarietà. Ringrazio voi che avete accolto questo invito, siete presenti i giorni scorsi, il giorno 3 a Conegliano c'è stato un'anteprima dell'anteprima, possiamo dirla così, un lancio. Ecco, un incontro, ho visto una bella presenza anche tra l'altro di persone che hanno risposto a questo tema che riguardava un po' il discorso, un argomento geopolitica, cioè gli equilibri di pace e di guerra che purtroppo si stabiliscono sul nostro pianeta e che ci interpellano, ci impauriscono e per i quali noi siamo invitati anche a fare tutto quello che è possibile per favorire relazioni di pace, a cominciare dalle nostre. Ecco, e poi ci saranno questi altri incontri. È un appuntamento significativo e tradizionale, ormai quanti ne abbiamo fatto, Don Andrea? La 20ª edizione, quindi ha anche un po' di impianto un pochettino più. Ecco, ringraziamo Padre Don Paolo che è con noi su un tema che ci coinvolgerà. Vedo anche persone che vengono anche da fuori diocesi, Don Francesco Marconato, un caro amico della diocesi di Treviso, parroco di Cornuda, addirittura, che conosce da vecchia data Paolo Bizzetti è qui, ma ce ne sono anche altri che ho visto per l'occasione. Grazie e ascoltiamo proprio con molto interesse e anche con forte solidarietà quanto ci verrà detto. Grazie al Vescovo Corrado. E prima di lasciare la parola a Monsignor Paolo Bizzetti inviterei Don Andrea una parola anche da parte sua, dato che ha fatto anche un viaggio in Turchia proprio nel mese di novembre, Don Andrea Forest, direttore della Caritas di Vittorio Veneto e anche coordinatore del gruppo, del comitato che organizza la settimana sociale. Sì, questa mattina, buonasera a tutti intanto, questa mattina alle 6:30 ho visto su WhatsApp nel gruppo che abbiamo creato proprio per il viaggio in Turchia a novembre le immagini del terremoto di questa notte
per chi c'è stato, chi ha visto quei luoghi non più tardi di 2 mesi fa, vederli adesso ridotti in macerie, in frantumi, con tutto il carico di sofferenza, anche di perdita di vite umane che c'è dietro, sicuramente fa un certo effetto. Vi propongo di iniziare questa sera con un momento di silenzio in ricordo delle vittime di questo terremoto, ma anche di solidarietà con quanti stanno vivendo in queste ore sofferenza e anche apprensione per lo sviluppo della situazione. Facciamo un istante di silenzio e poi magari questa sera alla fine possiamo concludere anche ricordandoli nella preghiera. Ecco, questa serata di stasera è nata proprio in Turchia. Eravamo lì insieme a una piccola delegazione della Caritas di Vittorio Veneto a metà novembre fino a fine mese, con l'idea di conoscere un nuovo territorio, allacciare relazioni, tenendo vivo quello sguardo non soltanto sui problemi locali, ma anche tenendo sotto attenzione tutta quella che è la realtà di sete e di carità che c'è nel mondo. In particolare attraverso Alessandro Cadorin, che è qui presente in sala stasera, nativo di Sarmede, qui della nostra diocesi, attraverso Caritas Italiana con cui collabora e per la quale lavora, si era pensato di avviare questo tipo di collaborazione, da ciò il viaggio in Turchia con la Caritas di Vittorio Veneto. L'obiettivo era quello di creare legami, di far conoscere realtà di territori, porzioni del mondo diverse, ma accomunate dallo stesso desiderio di vivere la carità sulla spinta del Vangelo. E così abbiamo conosciuto padre Paolo Bizzetti e gli altri vescovi e direttori della Caritas della Turchia. Doveva esserci qui questa sera insieme a Monsignor Bizzetti John, direttore della Caritas diocesana del Vicariato Apostolico dell'Anatolia, e era qui fino a stamattina, sono arrivati da qualche giorno. Dopo la notizia del terremoto è ritornato, ha preso il volo ed è ritornato in Turchia. E certo ci pesa la sua assenza, ma sicuramente questo ritorno in patria è significativo anche di un'attenzione verso quanto stanno vivendo in questo momento. E lì era nato appunto il desiderio, approfittando anche del tema della settimana sociale di quest'anno, avviare processi più che possedere spazi, mettere sotto attenzione anche questo processo di una relazione tra la Caritas di Vittorio Veneto e la Caritas della Turchia, ma anche nel desiderio di uno sguardo geopolitico sul mondo. Appunto il Vescovo citava l'incontro di venerdì scorso, venerdì 17 febbraio, conclusione della settimana sociale, torneremo su questo tema della geopolitica, soprattutto in chiave dello sguardo sulla pace, il superamento dei confini in una ottica di costruzione di pace a livello mondiale. Abbiamo sottofondo la situazione dell'Ucraina che sentiamo molto vicina a noi. Quindi su questo sguardo geopolitico, uno sguardo alla Turchia non può essere che un elemento chiave che ci permette di cogliere anche come una nazione come la Turchia sia determinante per i flussi migratori, per esempio, o nella posizione che l'Europa occupa rispetto all'equilibrio del Medio Oriente e di tutto il flusso migratorio che c'è lì. Quindi Monsignor Paolo questa sera potrà aiutarci a entrare in questo sguardo di equilibrio mondiale, ma a entrarci non da studioso, non da uno che sta sulle carte a guardare come gira la situazione, a entrarci con la prospettiva, il polso di chi abita quei territori, ne conosce le povertà, instaura relazioni, conosce, incontra le persone, ne condivide i drammi e le storie. Quindi sarà un racconto non soltanto a livello di ragionamento, ma quasi una testimonianza personale che ci aiuterà a sentirci dentro questo legame con la Turchia, soprattutto anche alla luce di quello che è accaduto stanotte, sentirci in un clima di solidarietà e di fraternità, non soltanto per comprendere la realtà, ma per stimolarci ad avviare quei processi
anziché soltanto possedere spazi, che è l'auspicio che Papa Francesco fa in Evangelii Gaudium. Ci auguriamo dunque che questa serata non resti soltanto uno stimolo generale, una testimonianza fatta dall'esterno, ma sia qualcosa che ci tocca da vicino per mettere in piedi novità di vita anche tra noi e nelle relazioni che da qui possono nascere. Grazie Don Andrea, ed ora mi rivolgerei a Monsignor Bizzetti proprio per aiutarci a riflettere sulla realtà della Turchia, ma forse prima di parlare delle migrazioni, del tema geopolitico connesso, forse è bene che ci aiuti a capire che cosa sta succedendo in Turchia oggi alla luce di questo tragico terremoto che ci ha un po' sconvolti tutti, anche così dalle notizie che abbiamo ricevuto. Buonasera a tutti. Ho confermato la mia presenza stasera, forse un po' di incoscienza, vediamo se anche l'emozione al termine di questa giornata non prevale e mi taglia un po' la parola, perché in effetti è una situazione molto difficile. Antiochia sull'Oronte, voi tutti la conoscete, la chiesa madre del cristianesimo così come noi lo conosciamo. La chiesa madre certo è Gerusalemme, però di fatto il cristianesimo aperto alle genti, multiculturale, multietnico, dove si è elaborato la missione, la teologia iniziale, eccetera, Antiochia sull'Oronte. Antiochia sull'Oronte è stata distrutta completamente 2 volte da terremoti, quindi sono cose che io dico ogni volta che si fa una visita a quei luoghi, la gente chiede ma cosa c'è da vedere, dico 2 terremoti hanno distrutto tutto, quindi potremmo dire niente di nuovo sotto il sole, eppure quando poi capita è uno shock grosso, ecco. Grazie a Dio in Episcopio, quelli che questi giorni abitano lì, le 4 monache, il vicario generale e altre persone, sono tutti vivi, non era scontato, però intorno ci sono molti morti. Una fascia, il terremoto ha colpito una fascia grossa, 3 grandi città. Antiochia, da stamattina io tuttora ancora non sono riuscito a parlare con il parroco, non temo particolarmente perché la parrocchia lì è una costruzione dell'antico quartiere ebraico, quello che ha resistito a tutti i terremoti tra l'altro, una costruzione solo a piano terra, quindi però per dire completamente isolata. Gaziantep ci sono centinaia di morti e così avanti, quindi un terremoto di grandi proporzioni, e si parla già di migliaia di morti, ma cresceranno sicuramente. E a Iskenderun, Alessandretta, dove appunto ha sede l'Episcopio, dove io risiedo da 7 anni e passa, uno dei 2 ospedali è crollato, l'altro è inagibile, ne rimane soltanto uno che ovviamente è oberato di lavoro, anche la chiesa ortodossa è crollata, oltre 200 caseras al suolo. Ecco, quindi a noi è crollata completamente la cattedrale e l'Episcopio con tutti anche i locali dove loro per esempio hanno alloggiato, altri, qui ci sono delle persone che ringrazio di essere venute qui, ma ancora prima di essere venute in Turchia a darci una mano in questi anni, è completamente inagibile, ecco, il pavimento dell'appartamentino dove io vivo è saltato completamente, quindi è una situazione tragica, ecco, onestamente. In queste situazioni qui io credo che noi non abbiamo tanti discorsi da fare, ma è da ricordare la parola del Signore, come ai giorni di Noè, mangiavano, bevevano,
compravano, vendevano, come nei giorni della torre di Siloe, vi ricordate, di cui parla Gesù, caduta, 18 morti, e Gesù dice non erano mica peggiori degli altri, no? Quindi questi eventi ci ricordano che siamo pellegrini, questa terra, e che falsamente pensiamo di essere stabili o stabilizzati, ecco, quando invece è tutto molto fragile nell'esistenza personale. Io a settembre ho compiuto 75 anni, ho dato le dimissioni come di regola, ero così diciamo sulla strada ormai dell'uscita e mi ritrovo quindi anche con la prospettiva, diciamo, dopo 7 anni molto intensi di lavoro, per non dire quelli precedenti, di dire adesso continuerò a lavorare ma tirando un poco il fiato, mi sa che nostro Signore abbia disposto diversamente, almeno per un po' di tempo credo che dovrò ancora tenere le mani in pasta e molto. E quindi diciamo di fronte a queste cose dobbiamo sempre ricordare la parola del Signore che ci ha preparati se ci siamo lasciati educare dalla parola. Se invece eravamo, come facilmente succede, addormentati, questi fatti ci risvegliano bruscamente. Poi c'è la solidarietà, ecco. Queste tragedie non si possono affrontare con le nostre risorse, con le nostre gambe. Tra l'altro la mia diocesi è una diocesi poverissima di risorse umane ma anche di risorse economiche. Io sono arrivato 5 anni dopo l'assassinio di Monsignor Padovese e ho trovato una diocesi che era ridotta al lumicino veramente. Abbiamo fatto tanto, abbiamo fatto anche tanti lavori. Adesso sono andati anche un po' in fumo, in 448, quindi Coelet, inconsistenza delle inconsistenze, è un testo ancora valido. Alcuni dei padri della Chiesa lo usavano come primo catechismo per quelli che volevano fare il catecumenato per diventare cristiani, gli davano Coelet in mano. Perché sono verità profonde, non siamo consistenti, uno solo è consistente, è veramente solido, noi siamo tutti molto fragili. E abbiamo avuto morti tra le persone, tra i rifugiati che noi seguiamo, famiglie già disastrate, famiglie di siriani scappati dalla guerra, molte donne sole con bambini perché i mariti sono stati ammazzati o qualcuno è scappato. Fatto sta che donne sole per le quali ogni giorno arrivare a sera non è scontato, e alcuni di questi sono morti, c'è qualcuno dei loro bambini sotto le macerie. Queste sono persone che abbiamo conosciuto personalmente, che conosciamo, che aiutavamo come Caritas. Quindi ecco, questo sicuramente sarebbe già sufficiente per riempire una serata e farci fermare. Però appunto c'è un tema che poi non è disgiunto da questo di cui sto parlando, perché appunto la Turchia è una terra di mezzo, è una terra che deve la sua fortuna e in qualche modo anche un po' la sua maledizione per certi versi, proprio al fatto di essere un crocevia ineludibile. Qualche anno fa Turkish Airlines, la compagnia di bandiera, aveva questo slogan pubblicitario: siamo l'unica compagnia aerea che collega in meno di 3 ore di volo 50 capitali di Stato. Adesso sono anche aumentate, hanno creato nuovi collegamenti. Dunque è un posto un po' unico nel mondo, non esiste un altro luogo come Istanbul
dove in meno di 3 ore di volo si raggiunga 50 e oltre capitali di Stato. Quindi è proprio un crocevia, no? Questa penisola anatolica è un crocevia di religioni anche, è un crocevia di interessi economici. Non a caso siamo in un punto nevralgico della Via della Seta. Allora, ma anche oggi la Turchia è la testa di ponte per molte aziende cinesi. La Via della Seta la conoscete, se non altro per nome, no? Ma forse non conoscete la Via dei Lapislazzuli, che è la ferrovia che da 3 anni e mezzo collega senza interruzione di continuità Pechino con Istanbul, e i treni merci da 3 anni viaggiano. In 13 giorni si arriva da Pechino a Istanbul. Quando si è arrivati a Istanbul, in 48 ore di camion si arriva da queste parti, si arriva fino a Milano. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che, per farvi un esempio, per farvi capire la portata, l'importanza, questo vuol dire che se il tuo computer ha un guasto o un tuo elettrodomestico ha un guasto, siccome è prodotto in Cina quasi sicuramente, se tu vuoi un pezzo di ricambio lo farai venire in questo modo, per la Via dei Lapislazzuli, perché in 15 giorni ti arriverà, anche se costa 4 volte tanto rispetto a farlo venire per nave, ma per nave ci vogliono oltre 2 mesi. E invece con la Via dei Lapislazzuli, che è appunto una ferrovia che hanno fatto in accordo Turchia e Cina con tutti gli stati intermedi, ma che sono stati più che altro, diciamo, dei comprimari, ecco, hanno stabilito un collegamento così forte, così grande. Se oggi un missionario italiano vuole andare in Africa, passa da Istanbul. Se uno studente africano viene a studiare in Italia, state sicuri che passerà da Istanbul. Questo non soltanto perché abbiamo una compagnia di bandiera che è stupidamente fallita 2 volte, che farà una brutta fine anche la terza, e quindi onore ai turchi che sono capaci invece di fare qualcosa di un po' più serio in questo campo, ma perché tutto sommato appunto Istanbul è un crocevia. L'aveva capito molto bene Costantino, il quale si era reso conto che tenere la capitale dell'impero a Roma era una cosa un po' troppo decentrata, no? Noi siamo abituati Roma caput mundi, ma mica vero, no? Bisanzio casomai caput mundi, almeno del mondo cristiano. E quindi spostò la capitale a Bisanzio, perché si era reso conto che se voleva tenere insieme impero romano d'Occidente e d'Oriente doveva stare là dove tutto passa, ecco, Bisanzio, Costantinopoli, Istanbul. Del resto Istanbul è la contrazione di una parola greca che vuol dire questa è la città. Quindi ecco un paese che a causa della sua posizione geografica è sempre stato interessante per tutti. Dal tempo degli Ittiti in poi, che è l'ultimo grande impero, diciamo, autoctono, gli Ittiti, è un grande impero, ma dopo di quel momento praticamente tutti hanno cercato di comandare in Turchia, tutti, dagli egiziani ai babilonesi, dagli assiri ai medi, ai greci, i romani, eccetera, eccetera. Perché appunto è un paese di cui non si può fare a meno, variegato, multiforme, tutt'altro che omogeneo dal punto di vista anche etnico, dal punto di vista anche religioso, e oggi è così. La Turchia è un mix.
nonostante che abbia una lingua molto difficile, molto ostica, appartenente a un altro ceppo linguistico, eccetera, tanto che poi ci sono alcuni pellegrini soprattutto che dicono ma qui io non so parlare l'arabo, non c'entra niente, l'arabo col turco non c'entra proprio niente, è una lingua che viene da un altro ceppo linguistico, nonostante le difficoltà della lingua, appunto dovuta all'ennesima invasione di un impero, quello dei Selgiuchidi e poi degli Osmani, degli Ottomani, ecco, che hanno costituito anche loro un grande impero, ma sempre collegato e legato, e strettamente collegato con altri. Ecco, la Turchia è un paese tutt'altro che omogeneo, dicevo. Dal punto di vista etnico registriamo 16 milioni di curdi, dal punto di vista e poi molte altre minoranze, le ho catalogate nella guida che ho scritto qualche anno fa sui luoghi biblici e patristici della Turchia, e anche religioso. La Turchia è un paese molto variegato, c'è l'Islam sunnita di stampo politico che è quello del presidente, del suo partito, ma ci sono 4-5 milioni della corrente spirituale, i sufi, ci sono gli aleviti che sono un'altra quindicina di milioni di persone, c'è un 30% della popolazione chiaramente agnostica, c'è un 10% della popolazione che si dichiara esplicitamente atea. Quindi è un paese molto complesso dove un po' tutte le problematiche si incrociano, no? E poi adesso c'è tutto l'aspetto anche dell'energetico. La Turchia già da anni è la via attraverso cui passano grandi oleodotti e gas, eccetera. Ma adesso poi con la crisi russa ancora di più, nella misura in cui appunto la linea nord è più pericolosa. Adesso poi ci sono tutte le i grandi produttori di petrolio e di gas, le cosiddette repubbliche del petrolio dell'Asia centrale, che tutte passano attraverso la Turchia. Ora la Turchia appunto la si può interpretare come un terreno di conquista, come dicevo, molti imperi hanno cercato di conquistarla, l'hanno conquistata, oppure la si può interpretare in chiave nazionalista, com'è quella dell'attuale regime, che da 18 anni è al potere, che sa interpretare molto bene questo territorio perché ha capito appunto che la sua grande risorsa è proprio la sua geografia. E quindi abbiamo una politica con molte sfaccettature e con delle cose anche queste, diciamo, che forse non succedono da nessun'altra parte del mondo. La Turchia è un membro della NATO, però compra i missili S-400 dalla Russia. E perfino il galletto Trump a un certo momento ha dovuto abbassare la testa e accettare il dato di fatto. Perché? Perché tutti hanno paura che la Turchia finisca sotto braccio a qualcun altro, quindi la Russia ha paura che la Turchia finisca di nuovo sotto l'egemonia americana, come è stata per molti anni, gli anni del dopo Atatürk, gli anni dei golpe dei militari. In Turchia comandavano gli americani, gli stessi golpe militari erano finanziati e sostenuti dalla Banca Mondiale, che è sotto controllo americano, e dagli Stati Uniti, no? Non c'è dubbio, ma anche la Repubblica dopo i golpe degli anni 80 e 90, il primo, quando si è tornati all'assetto repubblicano, il primo presidente è stato un professore turco, ma che era da 30 anni in Turchia, che è arrivato in Turchia pieno delle casse dei dollari americani, ha conquistato la scena politica, no? Quindi
Gli americani hanno paura che la Turchia finisca tra le braccia dei russi e viceversa, poi ci sono a sud tutti i paesi del Golfo adesso che naturalmente hanno grossissimi interessi, religiosi ma anche finanziari. Ecco, poi come dicevo ci sono tutti gli stati al di là che si affacciano sul Mar Caspio e che hanno grandi interessi anche loro. Poi c'è l'Europa ovviamente, ci siamo noi che siamo il primo partner della Turchia. L'Europa è il primo partner della Turchia a livello commerciale, ma non solo. Ormai ci sono milioni di turchi in Europa, in Germania 5 milioni, ma non solo in Germania. Oggi moltissimi giovani laureati o laureandi turchi vengono a studiare in Europa, vengono a studiare in Italia, vengono a fare un dottorato, dei master. Ormai le nostre università, dovunque si vada, si trovano dei turchi, no? Perché appunto ci sono tanti interessi. Per quello che riguarda l'Italia, semplicemente 2 o 3 cifre: 1100 aziende italiane producono in Turchia e dopo adesso il Covid aumentano perché la Cina è lontana, non è affidabile, eccetera, quindi si spostano gli impianti dalla Cina alla Turchia. L'Italia era fino a pochi anni fa era il terzo partner commerciale della Turchia, adesso un pochino retrocesso, no? La Turchia, diciamo, soprattutto interpretata in questo modo di un paese che come dire, offre delle possibilità perché esce dagli schemi, la Turchia è un po' ambita da tutti e a causa di questo non si guarda in faccia che cosa succede in quel paese. Quindi faccio un esempio, l'Inghilterra esce dall'Unione Europea e il giorno dopo stabilisce dei forti trattati economici con la Turchia, che era lì pronta a cogliere l'occasione. E oggi l'Inghilterra, la Gran Bretagna, è il secondo partner commerciale della Turchia. Questo anche nella storia, di fatto le potenze europee sono state sempre molto interessate, no? Francia, Inghilterra, Italia, Olanda, eccetera, no? Germania ovviamente è stata partner nella prima guerra mondiale e nella seconda guerra mondiale la Turchia non è scesa in campo semplicemente perché gli alleati hanno offerto su un piatto d'argento un mucchio di doni, tra cui la regione dove io vivo, la TAI. Finita la prima guerra mondiale le potenze europee se la sono spartita, subito, in 448, no? Col trattato di Sèvres. Quindi ecco, vi sto dando così delle scintille, un po' di fuochi d'artificio per comprendere come la Turchia è un paese dove per un motivo o per un altro ci si passa, ci si arriva, si riparte, eccetera. E adesso anche poi con i flussi migratori, anche questo di per sé non è nuovo, però adesso negli ultimi 15 anni è diventato molto massiccio. Quindi si è cominciato con il seguito delle 2 sciagurate guerre in Iraq, sono quelle che hanno cambiato il volto del Medio Oriente, che hanno cambiato anche il volto della Turchia in parte, no? Le 2 guerre contro l'Iraq sono state quelle che hanno fatto cambiare non solo l'assetto, diciamo, gli equilibri precari del Medio Oriente, ma molto più profondamente hanno come dire, dato un colpo terribile alla stima che il Medio Oriente si nutriva verso l'Occidente e verso l'Europa in particolare. Gli americani non sono mai stati amati molto in Medio Oriente perché ne hanno combinate di cotte e di crude, ma l'Europa no, l'Europa godeva di grande stima e la posizione così di alleato, per quanto così un po' di sottotono, dell'Europa e anche dell'Italia
con gli americani per le 2 guerre in Iraq sono stato un disastro. Come aveva detto Giovanni Paolo II, voce inascoltata non solo dai grandi della terra, ma anche all'interno della Chiesa. Su questi temi Giovanni Paolo II è stato molto lasciato in solitudine quando si era opposto con forza soprattutto alla seconda guerra del Golfo. Lui aveva previsto lucidamente, perché era a contatto con i patriarchi dell'Iraq, aveva previsto lucidamente che questo sarebbe stato un disastro per la nazione, per i cristiani e le altre minoranze in modo particolare, che ci sarebbe stato un flusso immenso di rifugiati, cosa che puntualmente è avvenuta. Quindi quello della Siria ha fatto notizia per molto tempo, ma quello dell'Iraq è precedente. Noi abbiamo migliaia di iracheni cristiani sul nostro territorio. Oggigiorno i rifugiati cristiani, soprattutto iracheni, ma non solo, come dirò, sono più numerosi dei cristiani locali. Ecco, poi c'è stata la Siria e poi negli ultimi anni c'è l'Iran e l'Afghanistan. Per non dire adesso pian piano anche africani, pakistani, indiani, eccetera, no? Bangladesh. Se tu vuoi arrivare in Occidente devi passare dalla Turchia facilmente. E la Turchia approfitta di questo. È stata molto generosa nell'accoglienza, pensando anche che sarebbe stata un'accoglienza temporanea. Anche quelli che erano venuti in Turchia lo pensavano, che la Turchia era una terra di passaggio. Invece le porte dell'Occidente sono chiuse e noi ci siamo ritrovati nella situazione di essere ricattati. L'Europa è ricattata, l'Italia è ricattata. Paghiamo per non vedere il problema dei rifugiati, della gente che scappa dalla guerra, che scappa da questi regimi terribili. No? Quando uno è ricattato non è libero di fare quello che ritiene opportuno. Quindi noi facciamo grandi dichiarazioni di principio, l'Europa, ci permettiamo di bollare Erdogan con l'epiteto di dittatore, salvo poi fare subito marcia indietro. Subito marcia indietro. Possiamo fare qualche manifestazione sui giornali per 15 giorni per il fatto che Santa Sofia viene ritrasformata in moschea. Durerà 15 giorni sui giornali, poi finisce tutto. Perché siamo sotto ricatto. E la Turchia interpreta questa arma che ha in mano molto bene, per fare sostanzialmente quel che vuole. È riuscita a far retrocedere le navi dell'ENI che stavano pescando il petrolio al largo di Cipro, legittimamente, si è alleata con il governo del nord della Libia e oggi i porti del nord della Libia sono sotto il controllo turco, per cui mi fanno ridere i nostri politici italiani che vanno a fare le trattative con i politici libici per fermare i flussi quando non comandano niente, perché i porti del nord della Libia sono sotto controllo turco. Ma queste cose da noi non si sanno. No, le sanno qualche analista, eccetera, ma normalmente non si sanno. Rimuoviamo il problema, non vogliamo vederlo, fa paura vederlo e siamo ignoranti. Siamo ignoranti. Non ci rendiamo conto di cosa vuol dire avere a che fare con un territorio che appunto gioca a suo piacimento sui vari tavoli, arrivando fino a proporsi come mediatore internazionale. Un mediatore che non combina niente, ma c'era proprio la scorsa settimana un articolo che diceva Erdogan è il terzo nome più citato sui giornali occidentali nell'anno 2022. E questo certamente lui è un genio della politica, è certamente un genio della diplomazia, ma deve tutto questo al fatto che abita in Turchia.
E la Turchia è un luogo appunto di passaggio. Un luogo di passaggio per gli eserciti, da sempre, un luogo di passaggio per gli emigrati, un luogo di passaggio per le vie commerciali e per le vie energetiche, come ho accennato prima. Ora, in tutto questo, appunto, i rifugiati. In Turchia ci sono oltre 4 milioni di rifugiati. Questa accoglienza è stata, devo dire, generosa, i primi anni molto generosa, col passare degli anni comincia a essere pesante e la si usa. Si usa questi milioni di persone per avere persone che... sto parlando di quelli che sono sotto protezione ufficiale di UNHCR, dell'ONU, non sto parlando del clandestino, Ma queste persone qui sono un mercato della forza lavoro enorme, a costo zero quasi, a costo di pura sopravvivenza, senza nessuna assicurazione sanitaria, sociale, niente. Ma è gente alla fame che deve sbarcare il lunario. È una grossa forza lavoro, gratis, i rifugiati. E d'altra parte adesso comincia a essere imbarazzante, perché con la crisi economica e poi col protrarsi degli anni comincia a essere difficile tenere anche tutte queste persone. E quindi ci sono adesso politiche di rimpatrio forzato di siriani, di iracheni, di iraniani, di afghani. Qui stasera con me c'è una signora iraniana che è scappata in Turchia per una ricerca religiosa, una persona che si è convertita al cristianesimo dopo un lungo cammino in Turchia nella nostra chiesa e che siamo riusciti a portare in salvo qui in Italia perché stavano per prendere e rispedirla in Iran, dove a causa della conversione, ecco, il minimo che le poteva succedere era finire in galera per degli anni, ma essendo donna sarebbe stato molto peggio, semplicemente perché ha cambiato religione. La Turchia fa da cuscinetto tra l'Afghanistan, l'Iran e l'Europa. Un cuscinetto è appunto un po' inevitabilmente, per via della posizione geografica, un po' perché tutto sommato fa comodo. E quindi dicevo, questi flussi migratori oggi sono una grossa arma per chi la sa manovrare. La via balcanica, noi si continua a parlare di tanti sbarchi, guardate, la via dei Balcani porta 7 volte il numero di clandestini in Italia che non quelli che arrivano via mare. Sono studi fatti dalla Caritas, sono cifre ufficiali, non sto dicendo niente di nascosto, di particolarmente originale. Quando 2 anni e mezzo fa, appena prima del Covid, Erdogan disse allora non si accettano queste cose e disse benissimo, allora potete andare. In 2 giorni 20.000 persone erano alle frontiere dell'Europa, alle frontiere della Grecia, 20.000 persone in 2 giorni. Noi conosciamo alcuni di questi tra l'altro 2 mesi fa siamo riusciti a portarli in Italia, nella parrocchia di Scorsese, 3 afghani convertiti al cristianesimo, che erano lì da anni, in situazioni disumane, di umiliazioni, di tutto. Ecco, allora i flussi migratori oggi non sono semplicemente un problema, sono un'arma. E noi siamo sotto ricatto. I flussi migratori ci sono anche nel verso contrario, per cui gli oligarchi russi hanno sloggiato i loro yacht dai porti italiani e sono tutti ancorati nei porti turchi, perché la Turchia
E il governo turco pensa che sì, va bene, le misure partecipi, no, d'accordo con le misure dell'Europa, ma fino a un certo punto. Fino a un certo punto, perché poi ci sono degli interessi anche con i russi. C'è questa guerra, guardate questa guerra Ucraina-Russia, Russia-Ucraina meglio, è una guerra per il controllo del Mar Nero, perché non è che quel po' di terreno dell'Ucraina faccia così tanto gol alla Russia, no? Il problema è un altro, è che la Russia si sta pian piano riconquistando il Mar Nero, prima l'ha cominciato con la Corea, poi la Georgia e adesso l'Ucraina, perché così torna a essere la signora del Mar Nero. Naturalmente i turchi non amano molto questo, che stavano diventando i signori del Mar Nero. Però d'altra parte non si può nemmeno fare la voce troppo grossa. E quindi ecco, vedete, sono tutti questi giochi che stando là sono pane quotidiano per la gente, quello di cui si parla, e di qui non se ne parla. Qui ci si ferma, siamo molto superficiali nell'informazione. Ma io devo dire che veramente conosco la Turchia abbastanza bene, perché dal 1978 che ogni anno sono andato per i pellegrinaggi, per i luoghi biblici, per le vacanze, per la bellezza di un paese dai 1000 volti, eccetera, no? Per gli amici fatti, cristiani che abitano lì. Però abitandoci ti accorgi di molte cose. Ecco. Per esempio, ne faccio ancora per dire, i flussi sono tanti tipi di flussi, no? Ma che portano poi al seguito sempre persone, no? Bene, forse noi abbiamo già dimenticato le vicende dell'ISIS, ma l'ISIS è ieri. Beh, l'ISIS dove prendeva le armi, scusate? Mica le trovavano sotto le palme del deserto siriano, eh? Le compravano, tra l'altro, anche in Europa, o comunque dai commercianti che fanno base nel Mediterraneo, che le vendevano. Le vendevano in cambio di cosa? Petrolio. Ma c'è l'embargo, ma l'embargo si aggira. Basta portarle in Turchia e farle arrivare a un porto turco, sulla via della seta. 200 camion cisterna ho contato nel giro di poche ore facendo la via della seta con un amico mentre andavamo a vedere dei monasteri della chiesa siriaca. E io che quella via l'ho fatta diverse volte, dicevo, ma da dove sono questi camion? Però questi camion li portavano nel porto di Iskenderun. Si monta il petrolio sulla nave, si va fuori dalle acque territoriali, si vende al petroliere europeo che paga di più. Così che pagano le armi che gli abbiamo venduto col petrolio che ci rivendono. Questa è stata la guerra dell'ISIS, dove tutti siamo stati coinvolti. Adesso come fa l'Iran a sfuggire all'embargo? Si fa passare i prodotti attraverso la Turchia, molto semplice. Da quale parte sta la Turchia? Ma questo, come dico, riguarda i flussi migratori, perché dietro un camion, dietro un oleodotto, dietro un prodotto che viene esportato, ci sono delle persone, ci sono delle religioni, ci sono delle ideologie politiche, su cui bisognerebbe riflettere, su cui bisognerebbe aprire gli occhi. I flussi migratori vogliono dire che dalla Turchia, per esempio, si sta facendo tutta un'azione lenta di penetrazione nei Balcani, contando su tutti gli scontenti dell'Europa, la quale è divisa, incerta, sì, un po' no, quello no. E questi invece non sono quello sì, quello un po' sì e un po' no, sanno cosa vogliono. Quindi c'è una politica di penetrazione nei Balcani strepitosa. Tutti gli ufficiali dell'esercito albanese sono formati in Turchia, signori. Tutti. Hanno cominciato con l'aeronautica e adesso tutti. Montenegro, ci sono 2 voli al giorno.
per il Montenegro. E i turchi sono arrivati. I musulmani del Kosovo dove trovano un punto di riferimento? Nel sultano. Questo anche vuol dire flussi migratori. E questo anche a livello religioso. Vediamo l'aspetto positivo, poi quello negativo. L'aspetto positivo è che è un crocevia. Le tre grandi correnti del cristianesimo sono nate tutte ad Antiochia. Quello di stampo occidentale, Paolo e compagni, quello di stampo bizantino e quello di stampo siriaco. Ma la Turchia è un crocevia delle religioni, delle varie denominazioni cristiane. È normale in una liturgia un po' importante a Istanbul, ma non solo a Istanbul, che la si faccia in 3, 4, 5 lingue. Per l'ordinazione, l'ultima ordinazione, quella di Monsignor Palinuro, 6 lingue. 6 lingue, è normale. I cristiani in Turchia normalmente 2 o 3 lingue le masticano. E questa è una cosa molto interessante, molto bella anche perché permette un ecumenismo, per esempio, che è impensabile altrove. Ad Antiochia abbiamo unificato la data della Pasqua con gli ortodossi. A Natale loro vengono da noi, il 6 gennaio noi andiamo da loro. Per San Pietro e Paolo facciamo la sera del 28 i solenni vespri nella Chiesa ortodossa. La mattina dopo alla cosiddetta grotta di San Pietro facciamo una cerimonia civile religiosa dove ci sono anche le autorità civili appunto e poi parlo io, parla il nunzio, parlano qualche vescovo, patriarca delle altre chiese e poi il pomeriggio c'è la messa nella Chiesa cattolica. L'intercomunione da noi è un fatto acquisito, E i vescovi ortodossi vengono, non so, per dire l'anniversario della morte di Don Andrea Santorio, fanno tranquillamente la comunione. E io l'altro giorno per la settimana dell'unità dei cristiani eravamo nella chiesa armeno-ortodossa, non ho concelebrato, io ero vestito con la talare sulla sedia gestatoria, sulla sedia non gestatoria, insomma, una sedia importante, diciamo, no? Giù sotto il presbiterio, però poi dopo si fa la comunione. Certo, alla fine della messa il sacerdote mi ha dato in mano il pastorale e mi ha dato in mano la croce e dice benedici tu, qui tra l'altro in quella chiesa c'erano siriaci ortodossi, siriaci cattolici, armeno-cattolici, armeno-ortodossi, latini, normale, nelle famiglie sono per forza di cose, noi viviamo l'ecumenismo, nelle famiglie è normale che chi serve tutte le domeniche a messa, Francesco lo può testimoniare, Cesar è siriaco ortodosso, ma lui da 15 anni serve la messa la domenica da noi. Quindi succedono delle cose molto interessanti, molto belle a livello di base, ma anche a livello di capi c'è dei buoni accordi, una buona pace. Quando vado nelle chiese dell'est Turchia di tradizione siriaca ortodossa, dove vado a celebrare? Ma celebro nella loro chiesa, non so, il monastero di Mor Gabriel, il metropolita, Monsignore, questa è la sua chiesa, ogni volta che vuole celebrare con i suoi gruppi è benvenuto. Quindi succedono delle cose molto belle, molto interessanti, a livello di base, perché siamo mescolati, siamo vicini, ci intendiamo, abbiamo capito che quello che ci unisce è molto più di quello che ci differenzia, no? Ma abbiamo le nostre regole, non mi sognerei di unire in matrimonio 2 ortodossi, no?
ortodossi non mi sognerei di battezzare, se non col permesso del loro vescovo, un bambino di una famiglia ortodossa. Ma ad Antiochia il catechismo, i giovani ortodossi, il catechismo, un po' di formazione religiosa, la fanno nella parrocchia latina. Perché gli ortodossi non fanno la catechesi, noi la facciamo. Quindi, ecco, insomma, poi ci sono anche gli aspetti invece più problematici. Aspetti più problematici e sono quelli che, diciamo, se, come possiamo dire, se non... No, finisco ancora gli aspetti positivi. E ognuno è geloso della sua identità. Questo è bello, cioè non è il miscuglio, la Macedonia, no. Ognuno ci tiene fortemente alla sua identità. Se sono latino, no? Non si discute, sono latino, papa, non si discute. No. E così gli altri, no? Quindi ognuno è molto geloso della sua identità, no? Però quando c'è poi da pregare, quando c'è una necessità, quando ci sono le feste, eccetera, siamo insieme. C'è gente che la notte di Pasqua, siccome gli ortodossi fanno una cosa piuttosto breve, la fanno il sabato sera appena poco dopo buio, alcuni vanno prima lì e poi vengono da noi a fare la notte di Pasqua. Perché? Perché magari il marito è latino, la moglie invece è ortodossa o armena, ortodossa, eccetera. E i figli vengono su in questo contesto, no? Ecco, quindi è molto interessante. D'altra parte, diciamo, la storia della Turchia ci fa molto riflettere perché la divisione dei cristiani, lungo i secoli, è stato il vero motivo del tracollo del cristianesimo. Quindi adesso, siccome, come ho scritto nel commento degli Atti degli Apostoli alla fine, siccome adesso siamo tutti chiese piccoline e povere, sostanzialmente così, gli ortodossi, è molto famoso Bartolomeo I, patriarca di Costantinopoli, ma guardate sono 5.000, sono 5.000. Io in tutta la mia diocesi non ne metto insieme 1.500 se escludo i rifugiati. Siamo tutti piccolini, tutti poveri sostanzialmente, per cui diciamo si va d'accordo, ma ci sono stati secoli in cui invece noi ci siamo divisi e combattuti alla grande. E questo è stato il vero motivo del declino del cristianesimo in Medio Oriente e in Turchia in particolare. Prima ancora che arrivasse l'invasione araba del 638, prima ancora il cristianesimo era già in declino fortemente, perché la gente era stanca delle dispute, delle guerre tra cristiani. Girolamo, che arriva agli inizi del 400, pensando, dopo essere stato a Roma, poi è stato quassù, e poi diceva vado nei luoghi della Chiesa Madre delle origini, è arrivato ad Antiochia, ha trovato che c'erano 3 vescovi, ognuno col suo esercito, e ognuno che pretendeva dal Papa di essere riconosciuto come l'unico legittimo vescovo. E lui è scappato nel deserto della Calcide, è stata la nostra fortuna perché ha incontrato dei rabbini diventati discepoli di Gesù che gli hanno insegnato l'ebraico e quindi poi ha fatto quella meraviglia di traduzione in latino delle scritture, la Vulgata, no? Ma è interessante proprio riflettere sulla storia del cristianesimo in Turchia, perché nel momento in cui è arrivato, potremmo dire, al culmine dei sogni, con l'editto di Teodosio nel 384, quando tutti i luoghi di culto pagani o diventavano cristiani o venivano distrutti, e il cristianesimo veniva proclamato religione di Stato,
Da quel momento è cominciato il declino. E i concili sono stati delle grandi occasioni di divisione, non soltanto di affermazione di raffinate teologie, ma anche di divisione, direi soprattutto di divisione. Perché in Turchia, ecco un altro flusso migratorio, si incrocia la cultura semitica con quella ellenistica. E per i semiti certe cose non si possono affermare. Non puoi dire che Maria è la Theotokos, la madre di Dio, perché un semita, uno di cultura semitica, intende che è la madre del padre, di Dio Padre. Non si può, ma ci si è divisi. Poi adesso dopo 1500-1600 anni si è riconosciuto che in fondo quelli che bollavano da una parte e bollavano dall'altra avevano la stessa fede, no? I grandi accordi, i grandi trattati di pace fatti da Giovanni Paolo II, no? Con Shenouda III, il patriarca dei Copti, eccetera. Dichiarazioni congiunte, abbiamo la stessa fede, però ci siamo divisi. E ci siamo divisi perché appunto abbiamo sottovalutato che in quei luoghi il mix di culture, di mentalità, di categorie filosofiche, teologiche, eccetera, è il pane quotidiano, era ed è il pane quotidiano. I grandi padri cappadoci, prima c'era Don Maurizio Girolamo con cui stiamo facendo delle splendide iniziative estive di formazione sia per i giovani che per insegnanti di religione, giovani preti, seminaristi, eccetera. Guardiamo da vicino queste vicende. Sono stati il ponte, perché i grandi padri cappadoci sono andati tutti in Egitto, in Terra Santa, e poi sono stati il ponte perché Benedetto ha preso dalla regola di Basilio. Ecco, per dirvi che appunto flussi di persone, flussi di culture, flussi di idee, flussi a tutti i livelli. Allora la Turchia è un paese da non sottovalutare, perché appunto questo essere crocevia può essere interpretato come ricchezza o può essere interpretato come arma, a seconda dei momenti, a seconda di chi c'è a governare. In Turchia è arrivata anche la cultura occidentale, direi il peggio della cultura occidentale. Con Atatürk è arrivato il laicismo alla francese, un laicismo spietato. Poi anche lui ha dovuto fare un po' marcia indietro, ha dovuto costituire un ministero degli affari religiosi perché si è reso conto che poi senza i credenti non combinava niente, rischiavano le masse di rivolgersi contro. Ma è arrivato il peggio della mentalità illuminista francese in Turchia, fino a oggi. Fino a oggi i professori universitari delle materie scientifiche sostanzialmente sono illuministi, ma proprio pesanti, razionalisti, pesanti, no? Quindi atei. Poi adesso è arrivato il consumismo occidentale, questo ha dato il colpo di grazia a quello che ancora di umanamente buono c'era nella Turchia di 30 anni fa, perché il consumismo è una ventata che anche lì sta travolgendo tutto. E quello è un altro flusso di prodotti, di idee, di modo di vivere. E spesso appunto arriva il peggio.
ma tutti. Voi sul lungomare di Iskenderun potete vedere tranquillamente sotto braccio 2 amiche, di cui una è in minigonna, l'altra è bardata dalla testa ai piedi, ma state sicuri che tutte e 2 hanno il capo chino sul cellulare, dove sostanzialmente si veicola la cultura occidentale. Per qualche aspetto è bello, sì, perché noi abbiamo in tutte le nostre parrocchie delle persone, dei musulmani che vogliono fare cristiani, che hanno scoperto il cristianesimo su internet. Quindi internet è anche interessante, offre delle possibilità, ma nella stragrande maggioranza purtroppo offre un abbassamento del modo di vivere, della morale, induce all'individualismo, che è in crescita esponenziale anche in Turchia. Quindi stando in Turchia uno si trova in mezzo a un incrocio di cose pazzesche che lo costringono a approfondire. E come ho detto in qualche intervista, io in questi 7 anni sono stato costretto a approfondire la mia fede cristiana. Sono contento, è un dono che Dio mi ha fatto di stare lì, perché ho dovuto uscire da delle cose un po' troppo generiche, perché incontro delle persone, dei musulmani che pregano più di me, credono in Dio forse più di me, che hanno una morale ineccepibile e che sono attenti ai poveri. E allora io in che cosa sono diverso? Cosa ho da proporre? Qual è l'originalità del cristianesimo? Siamo costretti a approfondire la nostra identità. Crediamo in Dio uno? Sì, certo, siamo tutti monoteisti, no? Nei conveni di interreligiosi ci si riempie tanto la bocca, siamo i popoli, i 3 popoli monoteisti, ma è mica vero, mica vero. Oppure, un pochino è vero, sicuramente, ma come ognuno dei 3 interpreta l'unicità di Dio, ciao. Io l'unità di Dio la interpreto come comunione di persone, è tutta un'altra cosa. Ma questo sono costretto a chiarirmelo. E così su tante cose, no? Così su tante cose della preghiera. Ma c'è della gente che prega seriamente, ma molto seriamente, scandisce la giornata con la preghiera. E le feste religiose coincidono con le feste nazionali e tutti fanno festa. C'è ancora un imprinting, la gente crede ancora in Dio sostanzialmente, una metà. Poi c'è un 20% in ricerca, poi c'è un 30%, come vi dicevo, agnostico o ateo addirittura. Ecco, allora sono tutte cose che si incrociano, no? Nelle menti, nei cuori, attraverso persone. Ecco, e concludo dicendo, soprattutto queste persone che adesso vengono dall'Oriente in cerca di Cristo, dall'Afghanistan, dall'Iran, tanti, cioè, sempre numeri piccolini, ma tanti, che hanno incontrato Cristo, sì, qualcuno su internet, come ho accennato, ma altri per un incontro personale, per una ricerca personale. Ci sono persone che hanno sognato Gesù e che vengono e scappano in Turchia, perché in Turchia tutto sommato c'è più libertà religiosa di sicuro che in Afghanistan o in Iran, come ha fatto Maria, come hanno fatto i 3 afghani che hanno perso tutto, famiglia, beni, eccetera, e che oggi sono a Scorzè. E come mai? Perché ho incontrato Cristo, ho sognato Cristo e la mia vita è cambiata. Ti sembra di leggere delle storie dell'Antico e del Nuovo Testamento? Giuseppe, a cui Dio parla in sogno. Quindi in tutti questi flussi il Signore sta lavorando, ma ecco,
come cristiani dovremmo essere appunto un po' più attenti e non chiudere le porte in modo indiscriminato e stupido. Prima cosa, dobbiamo fare delle distinzioni. C'è gente, non magari in cerca di Cristo, ma c'è gente in cerca di verità, di libertà. In Turchia ci sono migliaia di persone che preferiscono andare in galera piuttosto che venire a compromessi, avvocati, giudici, docenti universitari, migliaia di persone che dicono non posso venire a compromessi, non posso dire che non è vera quella cosa. E pagano col carcere duro, pagano con la morte. Sono persone, io dico, chi è più cristiano? L'industriale italiano che viene a produrre in Turchia, che se ne infischia altamente di tutto, gli preme soltanto far quattrini, perché il salario di un operaio è 300 euro al mese, o quel musulmano o agnostico che è in galera perché ha rifiutato di scrivere una sentenza secondo l'interesse dei potenti di turno. Cosa andiamo cercando? Ci sono molta gente che viene in Turchia e va cercando le emozioni della Cappadocia con i palloni, le mongolfiere o le belle spiagge del sud o i monumenti di Istanbul. Cosa andiamo cercando? Sono moltissimi pellegrinaggi che vengono a vedere le pietre morte e non si sognano di incontrare nessuna delle pietre vive che ci sono più interessati di quelle morte. E ci sono cristiani da 2000 anni ininterrottamente. Quindi cosa andiamo cercando? Affari economici, evasioni, vacanze a buon mercato? Cosa andiamo cercando? Aspetti esotici? E quelli che vengono di qua cosa vanno cercando? Anche lì c'è un po' di tutto. C'è l'industriale turco che non vede l'ora di sbarcare in Europa e in Italia perché è pieno di quattrini da investire e vorrebbe comprare la tecnologia italiana o tedesca o francese. Ma c'è anche chi scappa, è il giovane che scappa perché dice qui si soffoca questo paese, non c'è libertà di stampa. Quindi vedete flussi, gente che va, gente che viene. Per quali motivi? Dobbiamo guardare da vicino, dobbiamo analizzare, dobbiamo distinguere. Dobbiamo uscire da una superficialità di giudizio. Poi ci sono i flussi del denaro, anche del denaro religioso. Le aziende italiane in Turchia non gli interessa più avere un cappellano come c'era un tempo, non interessa più a nessuno, interessa soltanto venire, mandare i tecnici qualificati, far funzionare l'azienda. In compenso il Ministero degli Affari Religiosi, che è il ministero più importante e che ha un portafoglio più cospicuo tra tutti i ministeri in Turchia, ha una sezione affari religiosi international. La Turchia investe 110 milioni di euro, 110 milioni di dollari in Europa per costruire moschee, per formare imam, per aprire centri culturali, eccetera. 110 milioni di dollari. Sono cifre ufficiali, si trovano sui siti del governo. Noi, la nostra cultura europea, il nostro cristianesimo, la cultura italiana non interessa più. Avevamo 4 centri culturali in Turchia, ne hanno chiusi 3, il governo Salvini Di Maio per risparmiare 4 soldi, quando sappiamo benissimo che chi impara l'italiano poi viene in vacanza, compra i libri, compra i prodotti, mangia italiano, eccetera, eccetera. È un investimento, calcolano gli economisti che un soldo investito nella propria lingua torna
quattro volte tanto. Noi abbiamo chiuso perché ci stiamo chiudendo dentro la nostra roccaforte, che non durerà, signori miei, non durerà. È inutile che innalziamo muri, veniamo travolti. In Turchia il 50% della popolazione ha meno di 27 anni. Su chi devo puntare guardando al futuro? Su un'Italia che non fa bambini? Su chi devo puntare? Va bene, io scusate, vado un po' a ruota libera, ma però tutto questo, guardate i flussi, Questi flussi, dietro a cui stanno delle persone. Grazie. Grazie a lei. Grazie davvero di questa presentazione di quella che è la realtà della Turchia, una terra di mezzo, una presentazione però appassionata di una persona che vive dentro e che conosce fino in fondo le dinamiche politiche, culturali e religiose. Abbiamo un po' di tempo per alcune domande, se è disponibile. Ci possono essere domande sia qui in sala, eventualmente forse anche qualche domanda tramite WhatsApp dalle persone che ci stanno seguendo. Ecco, c'è un microfono mobile grazie a Don Andrea e possiamo così segnalare chi vuole fare una domanda, alzi una mano e Don Andrea prontamente si avvicinerà. Ecco, magari diciamo il nostro nome e cerchiamo di essere brevi nel formulare il nostro intervento, la nostra domanda. Buonasera, io mi chiamo Andrea. Allora, in parte ha già risposto alla mia domanda, ma vorrei saperne di più. Erdogan sembra proprio che in un certo senso voglia seguire le orme del suo grande predecessore Atatürk, però vedo che c'è una grande discontinuità dal fatto appunto che Atatürk è stato un grande politico laico, mentre Erdogan sembra andare in direzione totalmente opposta. A cosa si deve questo cambio così radicale, o almeno in apparenza, di politiche religiose? Erdogan si propone esplicitamente come il continuatore di Atatürk e lo è dal punto di vista del nazionalismo. Quindi ha sposato totalmente la politica del populismo nazionalista, fa molta leva sul nazionalismo. Si differenzia da Atatürk perché ha capito che il nazionalismo non basta, ci vuole anche la religione. E quindi è l'Islam politico, è proprio un classico rappresentante di un Islam che si concepisce come una proposta totalizzante. E in fondo, diciamo, c'è un ideale di teocrazia, no? Erdogan parla di Dio, si appella alle coscienze. Dunque questo è un grande fattore. Penso anche che ci creda, sinceramente, non lo so, se la vedrà col nostro Signore, dico, ma comunque sicuramente in questo c'è una discontinuità, però c'è anche una continuità perché appunto la sua politica è quella per riscattare la Turchia dall'umiliazione subita nel dopo prima guerra mondiale, quando appunto greci, francesi, inglesi e anche italiani ce la siamo spartita in 4 e 4-8, senza capire che un grande impero di 4 secoli, se tu te lo spartisci in 4 e 4-8 è difficile che l'operazione funzioni sul lungo tempo, perché poi la gente si risveglia e vuole la rivincita. Erdogan sta interpretando il desiderio di rivincita della Turchia, che prima appunto è stata colonizzata e spartita dalle potenze europee, così che poi c'è stata la guerra di liberazione nazionale, culminata col Trattato di Losanna, dove lui ha seduto da padrone, no? E le potenze occidentali hanno accettato sostanzialmente tutto quello che proponeva, anche perché era l'inizio dei fascismi, lui si presentava con tutte le carte in regola per essere un interlocutore alla pari con quelli che stavano nascendo in Europa.
ma anche riscattarsi dal dominio americano, che per lunghi decenni, per almeno 20 anni, per non dire 30, ha dominato attraverso la Banca Mondiale l'economia turca. Quindi c'è un desiderio di rivincita, di riscatto che è religiosa e nazionalista. Lui pretende di interpretare il meglio del sultanato e il meglio della Repubblica. Lui, questo è il suo progetto politico, è quello di mixare queste due componenti. Raccogliamo qualche altra domanda, magari due domande, poi rispondiamo. Sì, la prima cosa che volevo dire, scusate, se fosse possibile, siccome ha fatto una relazione bellissima e che mi ha illuminato su molti aspetti che in parte conoscevo, perché sono stato anche in quelle aree, sostanzialmente in Kurdistan, iracheno e altre parti. Volevo vedere, intanto, se fosse possibile, che questa cosa che sarà così registrata, se fosse possibile averne anche copia cioè se c'è una registrazione dove potremmo anche approfondire le cose che ha detto. Prima domanda. La seconda, ma non a lei, a chi sta organizzando. L'altra cosa, parlo appunto degli italiani che hanno una visione errata di cosa significa l'emigrazione. Sono convinte, come dice lei, che trattando con la Libia sugli immigrati vanno a discutere con Haftar, che invece è in mano alla Turchia, perché è la Turchia che ha in mano tutto questo, e li discutono con le 40-45 tribù, dove gli regalano anche le motovedette per controllare le coste, che poi sparano sugli immigrati. La cosa che invece, finisco rapidamente, perché di solito quando comincio vado avanti troppo, c'è un problema. No, ecco, in pratica più che la domanda è questa. Cioè, mi devo mettere gli occhiali. C'è un fastidio che in Italia esiste nei confronti degli immigrati. Ecco, lo voglio proprio leggere. Le maggiori spinte le incontriamo a nord-ovest e a nord-est, rispettivamente 66-65%, nelle città medie 67%, ma le troviamo anche nei quartieri centrali e benestanti della città. Le forme di fastidio verso l'immigrazione coinvolgono sia il ceto medio, e poi abbiamo maggiormente contrari ai migranti risultano i liberi professionisti e piccoli imprenditori, 63-77%, operai 54%, disoccupati 49%, credenti e non credenti. Le maggiori avversioni verso i migranti le troviamo tra i cattolici non osservanti, 75%, e tra i cattolici osservanti, 60%, rispetto ad atei e agnostici, che sono il 51%. Allora, bisogna cominciare a fare chiarezza tra di noi, che ci proclamiamo cattolici, quelli che portano in giro la democrazia, i diritti, e confondiamo, e qui finisco, confondiamo gli immigranti con le migrazioni, quando l'Europa si sta blindando, seguendo le indicazioni delle grandi industrie delle armi, che hanno trasformato l'immigrazione, ho finito proprio, l'immigrazione da un problema umanitario a un problema di sicurezza nazionale. Ecco, questo è l'errore che noi stiamo facendo, ci stiamo infinocchiando su queste cose. No, rapidamente, io penso che in questa cultura di internet si va avanti per slogan che sanno dove colpire, ovvero nella pancia della gente, quindi prima di tutto c'è una grossa ignoranza. Dopodiché io non è che sia a favore dell'accoglienza indiscriminata, perché bisogna fare delle distinzioni, come dicevo, ma soprattutto bisognerebbe domandarsi cosa significa accogliere una persona che viene da un mondo diverso, da una cultura diversa, e anche se veste come noi e magari c'ha i nostri stessi ideali, tuttavia porta dentro di sé una profondità, una differenza profonda che noi tendiamo a sottovalutare. Perché? Perché a noi ormai l'uomo interessa in quanto produttore o consumatore, mentre invece poi nella vita quotidiana
ci sono molte altre dimensioni, molti altri aspetti, no? L'abbiamo visto in occasione dei mondiali, il tifo che è venuto fuori per il Marocco, a qualcuno ha dato fastidio, ma è venuto fuori quella che era la realtà, che abbiamo milioni di persone che per loro la vittoria del Marocco era una rivincita, no? E quindi è un fatto culturale importante di cui tener conto, no? Quindi è proprio un po' che tipo di società vogliamo mettere in piedi. Cioè, una società, l'uomo ha una dimensione che quindi è soltanto produttore o consumatore, oppure vogliamo avere una visione dell'uomo un pochino più complessa. E allora in base a questo poi cercheremo prima di tutto di rimuovere alcune delle cause di queste migrazioni, perché il Papa lo sta richiamando continuamente anche in questa visita in Congo, no? Cioè non è che i flussi migratori ci sono anche nel senso che noi andiamo a rubare le materie prime, dopo non ci possiamo, o sosteniamo dei regimi inaccettabili. Quindi che tipo di progetto antropologico, politico, sociale abbiamo in mente? Cosa vogliamo? Noi europei, noi italiani e anche noi cattolici, cosa vogliamo? E quale prezzo siamo disposti a pagare? Quanta percentuale di PIL siamo disposti, a quanta percentuale di PIL siamo disposti a rinunciare per una società più giusta, che non campi e cresca sulle armi e su molte altre cose inutili che vendiamo, oltre a quelle dannose. Perché io credo che Gesù Cristo era uno abbastanza astuto, che aveva capito che non si può avere la moglie ubriaca e la botte piena. Per cui se vuoi fare certe scelte, queste vi costano caro. Noi invece pensiamo che si possano fare delle scelte senza pagare il prezzo, in termini economici, in termini di adesione delle masse, in termini di successi, in termini di conquista di mercati, eccetera, eccetera. E questa scorciatoia che abbiamo preso, che non funziona. I padri dell'Europa, quelli che hanno fatto l'Europa, erano di un'altra levatura morale, avevano in mente un altro tipo di uomo e non avevano in mente semplicemente di mettere insieme i capitali, come poi a un certo punto è successo, tantomeno i capitali finanziari, punto e basta. È su questo che noi dobbiamo riflettere, perché questo ci permetterà poi anche di capire come vogliamo gestire il fatto che ci sono centinaia di migliaia di persone che giustamente non vogliono più vivere dove sono e sono disponibili a correre il rischio anche della vita, no? Noi ce ne abbiamo tanti di questi qui che seguiamo. Noi come Caritas Anatolia seguiamo 1142 famiglie di rifugiati, in una certa misura cristiani, ma non solo. Queste persone scappano da una vita orrenda, invivibile. Non possiamo fargliene una colpa quando siamo complici di quelle situazioni. Abbiamo fatto per 20 anni la guerra in Afghanistan, ci abbiamo rimesso soldi, uomini, eccetera. Abbiamo rafforzato il potere dei talebani, rafforzato. In Iraq cosa abbiamo combinato? Cioè, quindi dobbiamo riflettere sulle cause. La gente non scappa dal proprio paese per caso. Se posso? Sì. Marco. Marco, buonasera. Intanto la ringrazio moltissimo, oltre a quello che ci ha detto, per la sua presenza stasera, che
testimoni già per noi, insomma, ecco, nel senso di una profondissima di solidarietà. Telegrafico, la prima cosa, ho sentito di recente Antonia Aslan, la scrittrice, parlare in termini molto forti e accurati della questione armena. Oggi in Turchia come si pone? Secondo aspetto, dopo il terremoto, nelle ore immediate che seguono questo terremoto, dal suo punto di vista che cosa si sente di chiedere? Se dovesse chiedere qualcosa all'Italia in questo momento qua, dal punto di vista delle priorità, degli aiuti e della solidarietà. Grazie. La questione armena è ancora un tabù, però quando è stato 2 o 3 anni fa 100 cattedratici turchi hanno firmato un documento dicendo dobbiamo cominciare a guardare in faccia questo problema. E perfino il governo sta cercando con l'Armenia di ritrovare un minimo di apertura, di scambio. È una questione difficile. Io penso che non ci sono ancora i presupposti per un vero sereno ripensamento di tutta la faccenda. Manca il terreno, ecco, in queste ore del terremoto, grazie a Dio, veramente abbiamo degli amici e quindi abbiamo ricevuto affetto e vicinanza e preghiera, che alla fine sono quello che il fondamento di tutto, perché se non c'è amicizia e non c'è preghiera non si combina granché, no? Poi certamente abbiamo bisogno anche di aiuti. Quindi ci sono la Caritas e altre organizzazioni sono già attivate, quindi ci saranno dei canali per far arrivare degli aiuti. Come il vicariato di Anatolia è impensabile, ma non dico che il nostro sogno adesso è ricostruire in 448 la cattedrale, non è la prima cosa di sicuro da fare. D'altra parte anche questo ci dovrebbe far riflettere. Quella cattedrale aveva poco più di 100 anni. A quel tempo Iskenderun, io ho visto delle foto dei primi Novecento, erano tutte casette a piano terra, tutte, e c'era la cattedrale latina che era l'unico grande edificio mastodontico di Iskenderun. Cioè noi siamo arrivati al seguito, diciamo, delle potenze, ci siamo presentati in un modo potente. Oggi forse non è crollata soltanto la cattedrale, spero che sia crollato quel modo di presentarsi da cristiani potente, arrogante, e che voleva, come dire, dare uno schiaffo a questa cittadina di gente semplice, di pescatori, di portuali, di piccoli artigiani, c'era qualche industrietta. Noi siamo arrivati, abbiamo costruito una cattedrale che era 4 volte la Cassa della Gente, non c'era nessun edificio pubblico che fosse nemmeno la metà della cattedrale e del monastero. Magari il nostro Signore nei Suoi piani, attraverso anche questo terremoto, ci sta educando a tornare a essere una Chiesa un po' più semplice, un po' più povera, un po' più vicina alla gente, che si pone in modo meno arrogante. Ci invita a riscoprire la Chiesa domestica come cellula base, come è stato per i primi 2 secoli del cristianesimo. Sentiamo ancora qualche altra domanda, se c'è qualche interrogativo, altrimenti avrei una domanda così sulla scorta di queste considerazioni della realtà della Chiesa
il rapporto che c'è tra comunità o le varie comunità cristiane e lo Stato turco, o complessivamente anche la popolazione, forse sono due livelli diversi, ma l'istituzione turca e il popolo, la gente. Io penso che oltre il 90% dei turchi non sa niente del cristianesimo, proprio nulla. Si ricorda soltanto le cose del passato e c'è una propaganda ancora, c'è un modo di presentare il cristianesimo nei libri scolastici che fa inorridire. Poi non incontrano un cristiano, non incontrano... I rifugiati vengono mandati nelle città che sono lontane dalle chiese, in città dove non vedono un cristiano da 100 anni, magari o da 80 anni o da 60 anni. Anche in questo c'è una strategia, ovviamente. Ma la stragrande maggioranza della gente non ne sa niente del cristianesimo. In genere, diciamo, sono attaccati a Gesù e a Maria soprattutto, tanti. A Trabzon Don Andrea Santoro aveva calcolato, ma anche il suo successore, padre Patrice, un gesuita francese, che praticamente c'era 120-150 persone la settimana che entravano e chiedevano di vedere un quadro di Gesù, un quadro di Maria, eccetera, che pregavano, accendevano una candela a Maria, eccetera. Anche a Iskenderun così. Meno perché stiamo aperti, la cattedrale è aperta poco. C'è un parroco polacco che ancora con il turco non ne sa granché, quindi aperta un pochino, aperta poco, però la gente semplice, diciamo che c'ha i pregiudizi tipici degli ignoranti, oppure c'è una benevolenza perché la figura di Gesù e di Maria non si discutono. Tanta gente viene per chiedere una benedizione, tanti vengono per chiedere una benedizione dal papas. Un po' è magia, un po' è riconoscere che è un uomo di Dio, che c'è qualcosa di Dio e chiedono una benedizione. Poi invece c'è l'apparato. Allora, la Turchia anche in questo è una situazione anomala, perché c'è un ambasciatore della Turchia presso la Santa Sede, c'è un nunzio della Santa Sede, quindi un rappresentante del Papa in Turchia. Però non abbiamo personalità giuridica, non siamo riconosciuti in nessun modo. Questo è un problema enorme, per le proprietà, per qualunque iniziativa, eccetera. E tutto è regolato ancora dal Trattato di Losanna di un secolo fa. Nessuno dei firmatari, cioè delle potenze occidentali, è interessato a discuterla, a ridiscuterla dopo un secolo, tantomeno i turchi ovviamente. Quindi in Turchia non si può costruire nemmeno una cappella. Io ho migliaia di rifugiati che non posso costruire nemmeno una cappella, un salone dove trovarsi a fare le feste, a fare il catechismo, stando semplicemente tra cristiani e niente proselitismo. Non si può. Non c'è libertà religiosa come noi l'intendiamo, assolutamente. Quindi è una politica di grandi sorrisi, Devo dire che il governo di Erdogan è più aperto dei militari che c'erano prima, nei cosiddetti governi laici della Turchia. Un sacerdote straniero per avere un permesso di soggiorno 30 anni fa faceva più fatica di oggi. Tutti quelli che sono venuti nelle 3 diocesi turche della Turchia, preti o suore, eccetera, tranne un caso, tutti hanno ricevuto il visto. Come io, visto per lavoro religioso per un anno, ti possono espellere quando vuoi, quindi quando vogliono, quindi sei sotto mira, ovviamente.
però te lo danno. Perché? In particolare perché la Chiesa Cattolica? Perché noi siamo un network mondiale. E quindi ci si va cauti. Perché se io lancio una notizia, fa il giro del mondo se la so presentare bene su un punto critico. E l'attuale governo è abbastanza intelligente e scafato da capire che formalmente bisogna perlomeno essere attenti, gentili, non si può ripetere un'altra uccisione di un vescovo, quindi sono molto preoccupati della nostra sicurezza. Quando sono arrivato volevano darmi, c'erano ancora un po' le code dell'ISIS, volevano darmi anche la guardia del corpo, che io ho rifiutato per un semplice motivo, perché avere la guardia del corpo ti garantisce un po' più di sicurezza, forse, non lo so. Di sicuro ti garantisce qualcuno che ti guarda dalla mattina alla sera cosa fai. Per cui, grazie, no, preferisco essere impallinato, ma rimanere libero di incontrare chi voglio, quando voglio e come voglio. Tanto c'ho già il telefono sotto controllo, internet, questo si sa, insomma, è così. Però il problema giuridico è molto forte, perché quando tu non puoi intestare nulla, aprire nulla, fare nulla, tu puoi fare tutto dentro i tuoi confini delle chiese stabilite, sono tutte elencate, basta, finito. Dentro casa tua puoi fare quel che ti pare, ma finisce lì. Quindi è un rapporto di grande formalità e attenzione e rispetto, ma dietro a cui non c'è una libertà religiosa, ma non soltanto per noi, per tutte le minoranze. Tutte le minoranze. Gli aleviti, che sono 15 milioni, non sono riconosciuti in Turchia, non sono riconosciuti. Sono sostanzialmente musulmani, ma non sono riconosciuti. La corrente dei sufi non è riconosciuta. Atatürk chiuse tutti i conventi dei sufi, tutti, da allora fino ad oggi è così. Le malelingue dicono perché nei conventi si faceva la politica più che in Parlamento, ma questo può essere successo anche in una certa Italia di certi anni, ma in realtà c'è un solo Islam autentico, che è quello sunnita nell'interpretazione dell'attuale leadership. Però noi siamo in una condizione fortemente penalizzata, fortemente. Grazie. Però anche qui, attenzione, il problema della reciprocità è un problema nostro. Se noi volessimo la reciprocità sul serio, potremmo ottenerla. La Turchia dipende dall'Europa pesantemente, da molti punti di vista, tecnologico, non solo. È che a noi non interessa la reciprocità, noi abbiamo in mente altre cose, abbiamo in mente il business. Quindi io ritengo che giustamente noi qui facciamo costruire una moschea, perché è giusto che uno possa esprimere la sua religione in un luogo aperto, trasparente, e non in uno scantinato di nascosto. Ma non chiediamo il reciproco. Basterebbe chiederlo, ce lo dovrebbero dare se vogliono mantenere dei rapporti. Ma non lo chiediamo, perché non siamo interessati. Noi in Europa abbiamo relegato la religione a un fattore individuale di coscienza senza nessuna incidenza antropologica, sociologica, eccetera. A noi interessa altro. Tanto Dio
Se tu vuoi adorare, pregare, chi te lo impedisce? Nel tuo cuore puoi fare tutto. Questo è sostanzialmente la nostra convinzione. Quindi nei grandi incontri, nei grandi trattati, nei grandi accordi, sì, certamente l'Europa ha fatto delle cose, non ha ammesso la Turchia nella UE, anche per questi motivi, quindi non è che non facciamo nulla, però non in un modo, come dire, veramente che instauri una serena reciprocità nella diversità, perché non dobbiamo chiedere a loro che diventino come noi, però dobbiamo affermare che anche loro devono garantire a quelli di loro che vogliono vivere secondo i nostri valori che lo possano vivere. Nell'ultima recensione di Amnesty International sulla libertà di stampa, la Turchia viene subito dopo la Corea del Nord. Punto. E questo non fa problema ai grandi industriali, ai grandi investitori e anche ai grandi politici, non fa problema, non si parla mai di queste cose. O meglio, se ne parla per affermare, no, in Turchia c'è il problema ancora della parità della donna. Sì, noi siamo bravissimi sulle dichiarazioni di principio, noi siamo formidabili. Le dichiarazioni che facciamo sono formidabili. Come appunto vi dicevo per Hagia Sophia, ritrasformata in moschea. Dichiarazioni indiscutibili, solo che durano 2 settimane sui giornali, ma non c'è dietro niente, nessuna azione, nessuna pressione, né politica, né sociale, né economica, niente. Però noi abbiamo affermato i principi. Grazie, scusate. Grazie a lei. Grazie ancora. Ho qui davanti a me nel cellulare alcuni commenti che provengono dalla diretta tramite la Tenda TV, sono tutti commenti positivi che la ringraziano delle parole che ha condiviso questa sera per illustrarci la realtà della Turchia. Non concluderei il discorso perché credo sia bene ritornare su quanto lei ci ha comunicato questa sera. Mi porto via tra le varie cose questo invito a sapere che cosa si vuole. Diceva, la Turchia sa bene che cosa vuole, l'Europa un po' meno, si muove bene richiamando taluni principi, però dopo quando si tratta di agire un po' si muove in ordine sparso oppure si lascia dominare dai principi di carattere economico, alla fine, del business. Ecco. Mi fermerei qui, lascerei la parola a Don Andrea proprio per tirare le somme di questa serata e anche per lanciare il programma della settimana sociale che ci sarà appunto a cominciare da lunedì prossimo. Sì, appunto, più che tirare le somme si tratta di aprire le danze. Grazie all'intervento di Monsignor Bizzetti, che ringrazio davvero di cuore anche a nome degli organizzatori della settimana sociale e anche della Caritas diocesana. Mi colpivano anche a me alcune cose che tutto sommato intercettano i temi che approfondiremo proprio la prossima settimana. Davvero questa sera è stata un'anteprima, ci parlava appunto del tema della libertà religiosa, dell'incidenza della fede non soltanto come fenomeno privato o sociale ma come elemento anche caratterizzante un'identità. Ci parlava anche dei flussi migratori come crocevia anche economico, politico all'interno di uno sguardo mondiale, globale. E mi sembrava di cogliere anche parole di sapienza e di speranza in quello che diceva, anche rileggendo il fatto della cattedrale che è stata demolita o altri riferimenti anche al terremoto accaduto questa notte. Mi pare che sia proprio questa una chiave di lettura interessante, saper abitare il presente anche nei suoi lati dolorosi, dentro questa sapienza che viene dalla croce, che viene dalla fede, che ci rivela anche strade di ricostruzione che non sono soltanto le ricostruzioni materiali che possiamo fare, ma anche quello di cui oggi abbiamo più bisogno, le ricostruzioni di significato, per dare un senso al nostro vivere e collocarci in relazione nella capacità di costruire legami e non in atteggiamento di chiusura e di autodifesa.
Questi temi li approfondiremo, dicevo, anche nel corso della settimana sociale. Lunedì prossimo, 13 febbraio, a Conegliano, all'Auditorium Toniolo, avremo tra noi il cardinale Zuppi, che poco prima di noi è stato in Turchia a visitare le 3 diocesi latine in Turchia a novembre scorso, e sarà tra noi invece per riflettere un po' sul tema della rilevanza appunto della fede, come si diceva prima, in particolare la cifra della fraternità come segno di ciò che oggi il Vangelo può portare dentro la nostra società occidentale. Mercoledì sera, 15 febbraio, a Sacile invece avremo tra noi il sociologo Daniele Marini di Padova, dell'Università di Padova, e Don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro. Interverranno invece sul tema economico. Abbiamo rilevato stasera che è una dimensione fondamentale oggi anche in uno sguardo geopolitico, e in particolare il tema proprio del lavoro, con sfide e anche fatiche che oggi ci troviamo a vivere nel nostro contesto. Concluderemo la settimana sociale venerdì 17 a Pieve di Soligo, anzitutto alle 18:30 con la Santa Messa, presieduta dal Vescovo Corrado nel Duomo di Pieve, onorando anche la memoria del Beato Giuseppe Toniolo, che è fondatore delle settimane sociali dei cattolici italiani. Seguirà poi alle 20:30 al Teatro Careni di Pieve di Soligo l'ultima serata della settimana sociale. Avremo il professor Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio, e l'avvocato Guglielmo Cevolin dell'associazione Istoria, moderati dal professor Paolo De Stefani, che invece apriranno un po' lo sguardo, tornando su questi temi della geopolitica, il desiderio di pace, il tema dei confini e il desiderio di una costruzione di relazioni che abbatta muri e costruisca ponti. Insomma, mi pare una bella riflessione che ci aiuta, come dice lo slogan, il titolo di questa settimana sociale, ad avviare processi più che possedere spazi. Flussi migratori, conquista della libertà religiosa, capacità di lettura del presente, ricostruzione, sono tutte dimensioni che dicono avvio di processi, che dicono cambiamento e abitare il presente dando significati e prospettive nuove. Ecco, quindi vi invito un po' a seguire, anche nelle forme in cui ritenete, anche la Tenda TV attraverso il suo sito internet, e poi anche la diocesi nel suo sito internet lo riprende, ci permetterà di seguire anche le serate, anche chi non può essere di presenza. E per rispondere alla domanda di prima, poi nei medesimi siti, latendatv.it, diocesivittorioveneto.it, trovate anche il link della registrazione delle serate che sono state effettuate. Grazie a Monsignor Bizzetti, ringrazio anche gli organizzatori che concorrono a preparare ogni anno la settimana sociale, sono 20 edizioni quest'anno, quindi è già un processo in atto, è già un cammino di storia compiuto, un desiderio di approfondimento che vuole lanciare anche nuovi modi di abitare il presente. La Diocesi di Vittorio Veneto, l'Ufficio Diocesano per la Pastorale Sociale, Lavoro, Giustizia, Pace e Cura del Creato, la Scuola Sociale Diocesana Maurizio Cecchetto, il Settimanale Diocesano L'Azione, la Caritas Diocesana di Vittorio Veneto, l'Azione Cattolica, le ACLI, il Movimento dei Focolari, l'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, il Centro Culturale Humanitas di Conegliano, il Centro Culturale Giorgio Lapira di Motta di Livenza, l'Istituto Diocesano Beato Toniolo Le Vie dei Santi. E grazie anche alla collaborazione con la Tenda TV e Radio Palazzo Carli, che rendono fruibile anche a distanza questi eventi. E grazie poi anche a voi che siete qui presenti e che manifestate in questo modo un desiderio di approfondimento, non soltanto per una cultura personale, mi auguro, e ce lo auguriamo tutti, ma anche per essere un po' protagonisti di questi processi da avviare. Un'ultima cosa, nelle 3 serate della settimana sociale avremo modo anche di vedere dei processi in atto, raccogliere piccole testimonianze per fare in modo che la settimana sociale, e la critica che poi in sede di verifica ci facciamo ogni anno, la settimana sociale non resti qualche cosa di bello, magari profondo, approfondito, ma chiuso in se stesso. Vorremmo che quest'anno, visto anche il 20° anniversario di questo evento, ci aiutasse ad avviare veramente piccoli segni, poca cosa, ma davvero concreti e continuativi, che generino un cambiamento reale dentro il nostro vivere sociale.
e accolgo anche l'appello e il desiderio che veniva da qualcuno di voi questa sera. Ci siamo un po' confrontati a seguito delle notizie del terremoto in Turchia. Anche come Caritas diocesana desideriamo aprire una raccolta fondi, pubblicheremo giovedì nel settimanale diocesano l'Azione gli estremi, una raccolta fondi qui in diocesi per sostenere il progetto di solidarietà con questa chiesa. L'avevamo già in mente, avviato in seguito alla nostra visita a novembre scorso, adesso diventa ancora un motivo più evidente per rendere altrettanto evidente la fraternità che ci unisce. Propongo di concludere allora, come dicevo all'inizio, con una preghiera. Per chi è credente diventa espressione della propria fede, per chi non lo è comunque un gesto di solidarietà e vicinanza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore è con voi, vi benedice e vi accompagna il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Grazie e buonanotte. Grazie ancora. Grazie di cuore. Si è aperto un mondo.